Buonasera Presidente. È andata bene con Renzi? Avete parlato davvero di calcio? Certo, sì, però abbiamo dimostrato che sappiamo dire la nostra come Sì, Sassuolo. ma sapete dire anche la vostra, non solo sui campi da calcio, anche poi per quanto riguarda poi il rapporto governo-imprese? Beh, sicuramente sì, perché io credo che qui noi abbiamo un dovere, dobbiamo costruire l'Italia di domani e per fare questo bisogna mobilitare le energie di tutti, della politica e dell'imprenditoria. In modo particolare io credo che noi imprenditori mai come ora abbiamo il diritto-dovere di fare classe dirigente di questo Paese, perché senza di noi, senza la ripartenza delle imprese, sarà difficile far ripartire il Paese. Senta Presidente, che cos'è la cosa che ha detto Renzi qua sul palco che le è piaciuta di più? E poi viene pure la domanda che le è piaciuta di meno, quindi... Beh, ma innanzitutto cos'è che ha sentito? Cioè, ha sentito qualcosa di nuovo? Ha sentito... No, io credo che Renzi abbia fatto una carrellata rapida di tutto quello di tutte quelle che sono le sue intenzioni, che io mi auguro sia capace poi di concretizzare. Io già altre volte ho paragonato a questo governo a una Formula 1 che però adesso che ha una potenza notevolissima nel proprio motore, che però adesso deve scaricarlo per strada sul terreno, perché come si sa le corse si vincono solo se tu metti la potenza per terra. Io credo che comunque per costruire l'Italia di domani sia necessario l'apporto di tutti. Io personalmente individuo bisogna che ci sia un progetto condiviso, politica, imprenditoria, come dicevo, e credo che i punti essenziali siano poi 4. Primo, la riforma delle istituzioni del nostro Paese, e mi sembra che il Presidente Renzi sia molto conscio di questo. Secondo, il problema dell'integrazione europea, che è fondamentale, poi casualmente assumiamo questa Presidenza dell'Europa dal 1° luglio, io personalmente sono un europeista totale, convinto, il mio sogno rimane quello degli Stati Uniti d'Europa, che chiaramente la mia generazione non vedrà, mi auguro che la possano vedere quella dei nostri figli, ma almeno al più tardi quella dei nostri nipoti, e quindi siamo a uno snodo importante in questo momento, perché da un'Europa burocratica dobbiamo realmente essere capaci di fare il salto ad Europa con una vera volontà politica, poi magari possiamo anche vedere su quali punti, e questo è fondamentale. E poi nel nostro Paese abbiamo bisogno di una nuova politica industriale che non abbiamo avuto in questi ultimi decenni, e dobbiamo rifocalizzarci veramente con forza su questo. E punto fondamentale anche questo, abbiamo bisogno di una profonda riforma delle relazioni industriali, del lavoro nel nostro Paese, abbiamo bisogno di una grande semplificazione, di un grande miglioramento in questa direzione. Alcuni passi sono stati fatti su questi temi. Prima Zeliotto e Petrollo dicevano: noi vorremmo che il nostro Presidente sia in qualche maniera l'arbitro che ci dirà se poi questi temi o queste iniziative vengono in qualche maniera non soltanto promesse ma attuate e nei tempi certi. Cioè, allora, quanto tempo diamo a questo governo Renzi per cominciare a dire non erano soltanto promesse ma ci sono anche dei fatti, ci sono anche delle cose concrete? È difficile dare dei tempi in giorni, mesi, settimane, però, settimane e mesi. Ecco, bisogna agire. Ecco, mi sembra che alcune cose siano state avviate, anche gli annunci che ha fatto oggi il Presidente, mi sembra che da qui alla fine di luglio vedremo un pacchetto di provvedimenti abbastanza importante, e questo mi auguro che poi cominci veramente a produrre dei risultati. È chiaro che dopo non essere mancati all'appello per qualche decennio non è così facile recuperare in pochi mesi il ritardo, però noi abbiamo fiducia, e comunque posso garantire che Confindustria, la mia Confindustria, continuerà ad incalzare il governo con proposte, come ne abbiamo fatte molte in queste ultime settimane, perché i tempi vengano resi il più rapidi possibile. Ma quando Renzi, per esempio, sulla semplificazione fiscale dice intanto sarà più facile pagare le tasse e poi le ridurremo, ecco, lei questo doppio passaggio ci crede?
Ma io credo che sia possibile, tra l'altro noi già uno dei primi argomenti che ho affrontato nella mia presidenza, proprio con l'allora viceministro Vieri Ceriani, fu proprio questo, una spinta forte per l'approvazione della legge delega fiscale, che mettesse finalmente fine a un sistema di abuso di diritto fiscale che purtroppo è la realtà del nostro Paese. Ma questo... e avete visto che però a distanza... questo ce lo siamo sentiti dire, io penso che gli imprenditori in sala se lo sentono dire da diversi anni. Purtroppo avete visto che a distanza di 2 anni, perché questo era già un programma del governo Monti, Letta l'ha riportato avanti, adesso è stato ripresentato in Parlamento, però sta ancora rimbalzando tra un ramo e l'altro del Parlamento. Ecco. Io mi auguro che si sia vicini alla fine. Insomma. Quindi se la parola chiave forse dopo la rottamazione è semplificazione, no? Cioè semplificare, cioè semplifichiamo il modo in cui paghiamo le tasse, semplifichiamo nel modo in cui legiferiamo, tutto questo semplifichiamo il paese, semplifichiamo. L'ha già detto anche Emma, dateci un paese normale, questo è l'appello che viene dagli imprenditori, dateci un paese normale e qui ce ne sono 3.000, vi faremo vedere noi cosa siamo capaci di fare in questo paese. C'è qualcosa che Renzi non ha detto e che lei avrebbe voluto sentire? Beh, no, ha detto tantissime cose, quindi sui punti poi si può ragionare uno per uno, però direi che il discorso che oggi Matteo Renzi ha tenuto è un discorso... Ma sulla corruzione, per esempio, no? Ecco, questo è un tema, tra l'altro, che è molto vicino sia geograficamente che appunto anche le notizie di queste ultime settimane, non soltanto il Mose ma l'Expo. Tra l'altro ho qui una frase dell'ex AD dell'impresa Mantovani, appunto, dicendo che chi non paga spesso fallisce. Chi non paga spesso fallisce. Cioè, quando poi su questo io non sono assolutamente d'accordo e penso che tutti gli imprenditori o comunque l'assoluta maggioranza di quelli che sono qua la pensano come me. Qui nel nord i veri fattori che fanno fallire le aziende sono altri, la complicazione del paese, il costo del lavoro, il costo dell'energia, l'incapacità di prendere decisioni, la mancanza di credito. Ecco, questi sono i problemi e purtroppo qui nel nord-est lo sappiamo perché tanti imprenditori hanno anche rinunciato a lottare. Non dimentichiamoci che in questo paese il volume di produzione è calato del 25% rispetto al 2007, che abbiamo distrutto letteralmente chiudendo fabbriche, e questo ne è un esempio, chiudendo linee produttive per il 15% delle nostre capacità produttive. Abbiamo perso il 9% del nostro PIL. Ecco, questi sono stati i veri problemi, non il fatto di dare o non dare alle tangenti, ecco, a chi le chiede. Ecco, quindi io sono in totale disaccordo con questa dichiarazione dell'amministratore delegato di Mantovani. Ma bisogna fare dei passaggi successivi, cioè giustamente gli stessi imprenditori magari guardano a Confindustria e dicono esattamente come noi chiediamo al Presidente del Consiglio delle mosse certe, delle cose concrete, allora allontaniamo davvero gli imprenditori che pagano le tangenti, no? Cioè non facciamoli più lavorare, si può fare. Innanzitutto vorrei ricordare che giovedì prossimo noi approveremo la riforma introdotta in Confindustria dalla Commissione Pesenti dopo 2 anni di lavoro, e all'interno di questo c'è anche una revisione del nostro codice etico. Però io vorrei ricordare che in Confindustria le imprese, partendo dalle imprese che erano colluse con la mafia, con la criminalità organizzata, noi abbiamo già provveduto alle espulsioni, abbiamo addirittura sollecitato, incitato le imprese che volevano denunciare per andare in questa direzione. Io non sono assolutamente d'accordo, io continuo a pensare che le imprese e noi imprenditori non è nel nostro interesse adottare delle scorciatoie, perché comunque le scorciatoie prima o poi non portano però c'è chi dice che l'occasione fa l'uomo ladro, no? C'è anche questa eccessiva burocratizzazione, questa difficoltà che c'è per esempio
aggiudicarsi anche una gara d'appalto, il fatto che le stesse aziende poi possono cambiare man mano che l'opera è in corso di costruzione, cambiare anche le cifre e quant'altro, tutto questo Ma chiaramente... questo evidentemente è successo, magari sta ancora succedendo, però io da imprenditore, da presidente di Confindustria, sono in totale disaccordo con questo tipo di visioni o di giustificazione di questa visione. Ripeto, dobbiamo essere liberi, e io ritengo da imprenditore di esserlo, liberi di testa, di cuore e di portafoglio. Quindi noi dobbiamo assolutamente essere intransigenti, anche perché questo poi perturba le regole della concorrenza. La maggior parte degli imprenditori hanno da perderci da questo. Senta, sulle infrastrutture, su quello che Renzi ha detto sulle infrastrutture? Beh, dunque io vorrei, è già stato detto, l'ha detto il Presidente Zigliotto se non ricordo male, il settore che forse sta soffrendo di più in assoluto nel nostro Paese è il settore delle costruzioni. Noi abbiamo perso il 60% dei volumi di attività nel nostro Paese negli ultimi 8-9 anni. Ecco, uno dei sistemi per far ripartire il settore delle costruzioni, che è fondamentale perché tra l'altro è un fattore ad alta intensità di manodopera, è un fattore a basso contenuto di importazioni, quindi un settore assolutamente virtuoso per il rilancio del nostro Paese, l'investimento sulle infrastrutture sia fondamentale. Anche perché la competitività del sistema Paese dipende dalle infrastrutture. Non voglio ripetere tutti gli esempi che sono stati citati, ne aggiungo uno: l'alta velocità Bologna-Bari o Brindisi-Taranto. In alcuni, ho scoperto in un'assemblea a cui sono stato la settimana scorsa, che ci sono ancora dei tratti di 40-50 km dove c'è un binario unico. Ecco, queste sono le infrastrutture che noi dobbiamo completare, e quello che io vorrei chiedere e che mi auguro che il nostro governo sia capace di portare in forza un assopplimento dei vincoli di spesa dell'Europa al di là del 3%, perché si investa sulle infrastrutture, perché le infrastrutture sono il futuro del nostro continente. Noi abbiamo accumulato ritardi in Europa su due cose, perché non abbiamo rispettato quello che era stato individuato nel Trattato di Lisbona, il 3% di investimenti sulla ricerca, e siamo rimasti all'1,5, 1,6, e gli investimenti sulle infrastrutture, perché solo dalle infrastrutture potremo riprenderci come Europa, perché non ha senso che l'Europa, che è un mercato di 500 milioni di persone, con i consumi più avanzati al mondo, dove c'è la maggior conoscenza in assoluto, sia l'unica area economica a livello mondiale che non riesce a crescere in questi anni, ecco, contrariamente a tutto il resto del mondo. Quindi noi è lì dove dobbiamo e ci sono anche bellissime proposte. Vorrei ricordare la proposta Quadriocurzo-Prodi per gli eurobond sulle infrastrutture. Ecco, questa è la direzione virtuosa in cui noi dobbiamo spingere il nostro Paese. Senta, poc'anzi Veronesi diceva, cioè noi comunque nonostante quello che si dice, che succede dentro le aule del Parlamento e del Governo, noi comunque andiamo avanti lo stesso. Cioè siamo degli imprenditori che sono capaci di crescere, di reagire alla crisi, nonostante quello che faccia il Governo. Lei è d'accordo su questo atteggiamento? Cioè è vero che l'imprenditore italiano ha quel quid in più che in qualche maniera riesce a farli andare avanti nonostante ci sia questo Stato che in qualche maniera non riesce a mettere in condizione di crescere più di quanto non l'abbiano fatto per quelli che crescono? Beh, se guardo la realtà, che rimaniamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, che anche se scivoliamo un attimo indietro nelle classifiche, ma però poi sono convinto che con qualche posizione, in modo particolare Brasile, se poi li battiamo adesso ai mondiali, qualche posizione la recuperiamo di sicuro. Se riusciamo a rimanere a galla in questa situazione, è chiaro che siamo un paese comunque che ha dentro di sé delle energie competitive, delle energie vitali. Le nostre imprese, tantissime nostre imprese sono forti.
Ecco, quello che ci sta mancando in questo momento, che ci fa scivolare indietro nelle classifiche, purtroppo è il calo del mercato interno, il calo dei consumi interni. Ecco, su questo ci dobbiamo concentrare, che noi nel mercato globale abbiamo tenuto tantissime aziende, avete sentito cosa hanno detto anche i nostri presidenti, cosa ha detto Pedrollo, siamo aziende comunque che siamo competitivi e dobbiamo essere capaci di andare avanti e di avere un sostegno, come dicevo prima, da un paese normale. Senta Presidente, è in atto un rinnovamento della classe politica italiana, questo lo stiamo vedendo tutti i giorni. Lei che idea si è fatto di questo rinnovamento? È solo una questione generazionale secondo lei? Ma io non credo che sia una questione generazionale, comunque ben venga il rinnovamento della classe politica che ci ha governato in questi ultimi decenni. Io personalmente sono a favore, credo che noi abbiamo bisogno di una classe politica trasparente, abbiamo bisogno di una classe politica competente e credo che il futuro del nostro Paese, se fossimo capaci veramente di realizzare fino in fondo questo cambiamento, sarebbe sicuramente assicurato per le generazioni che ci seguiranno. Perché io personalmente da imprenditore sono angosciato da quel dato drammatico del 46% di disoccupazione giovanile. Noi stiamo perdendo per strada 2 generazioni. Non ce lo possiamo permettere e la politica deve rendersene conto e darci una mano in questa direzione. Ecco, questo è un punto fondamentale, il 46% di disoccupazione giovanile. Allora, se dobbiamo chiedere una cosa immediata domani al Presidente del Consiglio per invertire questo dato, cioè come possono le aziende assumere più giovani, cambiare i contratti, cioè quali sono quelle 3 o 4 cose che deve fare il governo domani per poter mettere questi imprenditori domani di poter in qualche maniera cominciare ad assumere questi giovani? C'è chi dice prima di poter assumere deve ripartire il mercato, quindi facciamo ripartire il mercato e poi noi assumeremo giovani e vecchi, non fa niente. Però il problema adesso è quel 46%, perché rischiamo, come dice lei, di perdere una, forse anche 2 generazioni di lavoratori. Ma vede, io credo che sia fondamentale e devo dare atto al governo Renzi che ha mosso i primi passi in modo corretto nella direzione giusta. Il primo decreto lavoro presentato dal ministro Poletti va nella direzione giusta e il governo l'ha tenuto con molta coerenza anche al passaggio parlamentare, nonostante le pressioni di tutti i tipi che ha ricevuto. Io credo, comunque continuo a pensare che questo sia solo l'aperitivo di una vera riforma del lavoro nel nostro Paese. Ecco, io credo che noi dobbiamo semplificare il sistema del lavoro, le finzioni e gli sprechi che abbiamo portato avanti in questi anni devono essere modificati, perché avere cassa integrazione ordinaria per me va bene finché la cassa integrazione ordinaria è riservata a quelle aziende che possono avere un momento di difficoltà ma che hanno una prospettiva certa o pressoché certa di ripartenza. Le casse di integrazione in deroga, straordinarie eccetera, che prolungano delle finzioni non vanno bene, si deve passare a un sistema diverso con l'ASPI. Credo fortemente in una revisione del contratto nazionale del lavoro che renda conveniente per le aziende, perché noi imprenditori il capitale più importante delle nostre aziende, l'asset principale delle nostre aziende sono le risorse umane che ci consentono di essere competitivi, che lavorano con noi, che contribuiscono al successo delle nostre aziende. Nessuno vuole distruggere quelli, quindi si deve individuare una riforma del lavoro che vada nella direzione di un contratto nazionale di lavoro a tempo indeterminato che convenga alle aziende, che sia flessibile in entrata, in uscita, che sia conveniente per le aziende e per i lavoratori. Questo deve essere il punto d'arrivo. Io mi auguro e credo che il Ministro del Lavoro e il Presidente del Consiglio abbiano chiaro questo punto e mi auguro che sia possibile raggiungere un risultato di questo tipo. In chiusura, Presidente, un'ultima domanda. La riforma della pubblica amministrazione, ancora i dettagli sono conosciuti, insomma, per ora quello che è emerso, lei lo giudica positivo? Crede che in qualche maniera anche questo possa dare una mano alle imprese? Beh, anche qui siamo ai primi passi,
la riforma della pubblica amministrazione è sicuramente importante. Io a fianco alla riforma della pubblica amministrazione vorrei metterci anche la riforma del titolo quinto della Costituzione, per cui non ci siano più queste sovrapposizioni di competenze, che le responsabilità di ciascuno siano chiare. Alcuni già passi del governo Renzi mi sembra che vadano positivamente in questa direzione. Ecco, il lavoro da fare purtroppo è molto lungo, perché qui abbiamo accumulato un ritardo di decenni, però il fatto di avere presente che questa è una priorità sicuramente è importante. E l'ultimo punto, scusatemi, ma è un mio pallino, il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Questo è drammatico. Quando io personalmente a marzo dell'anno scorso, con il forte supporto del Presidente della Repubblica, ho sollevato personalmente questo problema, abbiamo dovuto, dal mio punto di vista io trovo assurdo che si è dovuto fare un decreto legge per stabilire come si pagano i debiti della pubblica amministrazione. I debiti si pagano e basta, è una prova di civiltà. Ma passi avanti sono stati fatti su questo. E mi permetta constatare che a distanza di 14 mesi sia venuto fuori che sono stati pagati ad oggi, perché queste sono le ultime cifre disponibili, 23 miliardi su un ammontare complessivo tra diretto e indiretto, tra pubblica amministrazione diretta e società controllate di circa 100 miliardi, non è un risultato che ci fa urlare di gioia, soprattutto in un momento in cui la stretta creditizia delle nostre imprese è forte. Ecco, e qui vorrei anche dare un riconoscimento importante alla Banca Centrale Europea, perché le decisioni del Presidente Draghi sono importantissime, questo credito che sarà reso disponibile alle aziende è fondamentale. Io poi da imprenditore, forse magari anche con un minimo di conflitto di interessi, visto che io opero nella chimica per l'edilizia, il fatto che sia stato escluso da questo pacchetto il sostegno all'edilizia e ai mutui sulle case, ecco, è un'opportunità che un pochettino mi sembra mancare, però va nella direzione giusta. La direzione è quella giusta. Arriveranno soldi alle imprese secondo lei attraverso, o come diceva Rossi prima, non ci possiamo adagiare troppo sul sistema bancario Ma io credo che il Presidente Draghi, che io ho avuto occasione di conoscere personalmente molto bene durante la mia permanenza come consigliere superiore di Banca d'Italia sotto il suo governatorato, è una persona di parola, è una persona che troverà i modi e le tecnicalità per fare arrivare questi soldi veramente alle imprese di questa Europa che ha bisogno di ripartire, perché non è solo l'Italia, ma è tutta l'Europa che ha bisogno di ripartire. Mettiamo un attimo a parte il caso della Germania, ma guardate cosa sta succedendo in Francia. L'economia francese sta soffrendo come e peggio di quella italiana in questo momento specifico, quindi abbiamo bisogno di ripartire tutti come Europa. E voi dovete vigilare, e i presidenti Petrollo e Zigliotto le hanno dato questo compito di vigile, quindi io sono sicuro che lei raccoglierà questo invito nel modo migliore. Grazie Presidente. Assolutamente sì, grazie a tutti. Allora, prima di salutarvi, richiamo appunto sul palco i presidenti Petrollo e Zigliotto. Bene. Siete scesi dal palco che c'era Alessandra Viero e ritrovate me. Lo so che non è proprio il massimo, però va bene lo stesso. Non siete microfonati? Abbiamo i microfoni, ce li abbiamo qua. Allora, uno è qui. Ecco, siamo scivolati, la regia adesso si arrabbierà perché mettiamoci qui in centrale. Sì. Prego. Un saluto finale. Fai tu? Inizi tu? Non era previsto, ma insomma penso che sia doveroso visto insomma, il successo di questa assemblea. Io ho tante persone da ringraziare, innanzitutto Giuseppe, perché insomma è stato un lavoro difficile, perché insomma se vedete anche come tutti gli allestimenti, decidere di integrarci fra di noi, abbiamo fra Verona e Vicenza abitudini, devo dire, diverse, però siamo riusciti a trovare veramente una quadra finale che è il simbolo stesso dell'essere più forti. Chiudo solo dicendo che prima stavo cercando un esercizio così di creatività
provando a mettere a fondere, diciamo, i colori giallo-blu di Verona, mi dicono che, spero che non sia sbagliato, mi dicono che fa verde, giusto, diventa verde, e il bianco e rosso lo lasciamo così, e così insomma abbiamo fatto la nostra bandiera italiana, di cui insomma siamo veramente orgogliosi, perché questo paese veramente ha il pieno diritto a ritornare una grande bellezza. Grazie a tutti. Sì, grazie. Grazie anche da parte mia. Devo dire che qualcuno mi ha chiesto se la rifarei. Gli ho detto neanche per sogno, con quello che ci è costata questa assemblea avremo da pagare debiti per parecchio, ma a parte gli scherzi e ringraziando gli sponsor, perché senza il loro aiuto non avremmo avuto la possibilità di farla, credo che abbiamo dato un bel segnale oggi di due belle province che insieme hanno fatto una grande cosa, e credo che questo per Confindustria possa andarne fiera. Abbiamo un bel Veneto, abbiamo due belle province. Grazie a voi di essere stati qua con noi stasera. Grazie a tutti. Adesso, vai Giorgio. Mi reinserisco per dire che veramente sono impressionatissimo da questa straordinaria assemblea, sono impressionatissimo dalla qualità di questi due presidenti che sono una punta di eccellenza del nostro sistema associativo, tutte e due, e che oggi hanno dato un quadro chiarissimo di che cos'è il nostro sistema associativo al Presidente del Consiglio. Ecco, io li voglio ringraziare in modo particolare e voglio ringraziare tutte voi che per la vostra partecipazione siete stati straordinari grazie. Sono convinto, queste sono le cose che ci danno speranza che davanti a noi abbiamo sicuramente un futuro migliore per il nostro Paese.